Designato un nuovo componente dell'Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento è il cardiochirurgo dottor Giovanni Ruvolo. Al presidente Schifani spetterà il compito di nominare il nuovo presidente. A Menfi i carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro hanno ispezionato diverse locali, molte le irregolarità riscontrate. La Guardia di Finanza di Palermo scopre un falso assicuratore che rilasciava polizze assicurative fasulle, mentre a Gela la Polizia di Stato esegue 6 arresti per una rissa avvenuto lo scorso 12 agosto in pieno centro. Sullo stupro di Palermo interviene il ministro della famiglia Roccella al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione. Da oggi si potranno presentare al Comune il bonus figli di 1.000 euro, ha comunicato l'assessore alla solidarietà sociale Marco Gullo. A Siculiana ha premiato il film Lila di Carlos Lascano per il Siculiana Film Festival, mentre a New York viene presentato il film Re minore con l'attore agrigentino Gabriele Ferrandelli del regista Giuseppe Ferlito. Marimoto è il nuovo giocatore dell'Agragas di Agrigento. Per i primi allenamenti sarà presente in vista della partita di domenica per i preliminari di Coppa Italia con la nuova Egea. Intanto le squadre agrigentine si preparano alla presentazione ufficiale dei propri giocatori. E benvenuti con l'appuntamento tradizionale del nostro telegiornale TV Notizie. Apriamo il nostro TG con la notizia che il dottor Giovanni Ruvolo è il nuovo componente del Consiglio di amministrazione dell'Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento. La nomina è stata ufficializzata dal sindaco della città Miccichè. Sarà ora il presidente della regione Schifani a designare il futuro presidente. Il servizio. Il dottor Giovanni Ruvolo, cardiochirurgo, è il nuovo componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio Universitario di Agrigento. Questo quanto pubblicato sul sito del CUPA e nella pagina del sindaco, citando che atteso il dottor professor Giovanni Ruvolo contattato e manifestava la propria disponibilità ad assumere l'incarico, determina a designare ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto del Consorzio Universitario di Agrigento Empedocle il dottor professor Giovanni Ruvolo, che ha accettato l'incarico. Il dottor Giovanni Ruvolo attualmente è cardiochirurgo all'Università Tor Vergata di Roma, non è anche marito dell'onorevole Rocca Ruvolo di Forza Italia. Ruvolo, ricordiamo che è nativo di Ribera, è stato anche al Policlinico di Palermo per poi scegliere altra destinazione in Roma. Spetta ora al presidente Schifani determinare chi guiderà il consorzio universitario. Dopo la guida del dottor Nenè Mangiacavallo, recentemente abbiamo anche assistito a delle prese di posizioni forti da parte del consorzio universitario che non hanno condiviso appieno la parte relativa allo statuto della fondazione, in quanto per Mangiacavallo e Di Maida andava sostituita la parte relativa alla posizione dell'associazione Meno di Palermo che ha curato il progetto. Un privato, anche se si tratta di un'associazione per Mangiacavallo e Di Maida, non può far parte dei soci fondatori della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025, che dovrà gestire sia i progetti che i finanziamenti disponibili per l'intera manifestazione. Quindi ci sarà un cambio di vertice al consorzio universitario, anche per la componente che fa parte all'onorevole Pisano, rappresentata da Giovanni Di Maida. Verrà probabilmente sostituita con l'attuale commissario del consorzio universitario Raffaele Sanzo, sempre in quota Forza Italia. Ora con la nuova guida certamente sarà più favorevole alla linea del sindaco Miccichè. E passiamo alle notizie di cronaca. Proseguono i controlli dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro nell'ambito della campagna estiva sulla sicurezza. I militari dell'Arma negli ultimi giorni hanno ispezionato diversi locali sulla costa di Menfi, verificando anche la posizione di 14 lavoratori. Diverse le irregolarità riscontrate. Il servizio. A Menfi, per delle irregolarità in uno stabilimento balneare, viene denunciata un'imprenditrice. Carabinieri hanno elevato a mente per circa 20.000 euro e diverse sanzioni amministrative per circa 6.000 euro. Proseguono così i controlli dei carabinieri del nucleo dell'Ispettorato del Lavoro di Agrigento nell'ambito della campagna estiva sulla sicurezza.
I militari dell'Arma negli ultimi giorni hanno ispezionato diversi locali sulla costa del Menfitano e verificato circa 14 lavoratori. Al termine degli accertamenti, un'imprenditrice del posto, titolare di una struttura ricettiva, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Sciacca per omissione nella redazione del documento unico di valutazione rischi e interferenze, omessa anche la designazione degli addetti alla gestione emergenze, per la mancata formazione dei lavoratori e per non avere presentato la richiesta di autorizzazione per installare un impianto di videosorveglianza. Nei controlli nelle 3 strutture ricettive è emerso anche un lavoratore in nero. I carabinieri hanno così elevato ammende per circa 20.000 euro e sanzioni per oltre 6.000 euro. E i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno scoperto a Godrano un broker nel campo delle assicurazioni che avrebbe rilasciato circa 1.850 contratti di assicurazione, verosimilmente falsi. Il servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno scoperto a Godrano, un piccolo paesino della provincia, un broker nel campo delle assicurazioni che avrebbe rilasciato circa 1.850 contratti di assicurazione, verosimilmente falsi. L'indagine è partita dai finanzieri di Bagheria dopo diverse denunce di soggetti a cui era stata sequestrata l'automobile perché privi di copertura assicurativa, risalendo così all'assicuratore che avrebbe consegnato ai suoi clienti dei contratti riportanti delle date di scadenza modificate in modo tale da allungarne la durata. L'assicuratore, attraverso un metodo artigianale ma ingegnoso, avrebbe modificato i riferimenti temporali sui documenti, cancellando con del bianchetto la data di scadenza. Il certificato così ottenuto veniva poi scannerizzato e modificato al computer attraverso un programma di alterazione digitale. In questo modo i numerosi clienti dell'agenzia, attratti dai prezzi vantaggiosi offerti dal broker, pur pagando dei contratti assicurativi di durata annuale per i propri veicoli, avrebbero ottenuto solamente delle polizze con copertura semestrale o, nel peggiore dei casi, i loro veicoli non sarebbero stati assicurati affatto. I finanzieri della Guardia di Finanza hanno così constatato come il broker operasse abusivamente in assenza della prevista iscrizione al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, cosiddetto RUI, gestito dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, IVAS. I profitti della presunta truffa potrebbero aggirarsi sulle centinaia di migliaia di euro. E la Polizia di Stato di Gela esegue 6 misure cautelari personali per la rissa avvenuta lo scorso 12 agosto in via Generale Cascino, proprio a Gela. La Procura della Repubblica di Gela ha chiesto e ottenuto dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Gela l'applicazione di 6 ordinanze di misure cautelari personali, di cui 2 provvedimenti di custodia cautelare in carcere, 3 provvedimenti di arresti domiciliari col braccialetto elettronico e un provvedimento di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei confronti di 6 cittadini rumeni che si sono resi responsabili a vario titolo del reato di rissa aggravata, tentato omicidio, lesioni personali e porto di oggetti atti a offendere. L'episodio incriminato è avvenuto la sera del 12 agosto scorso in via Generale Cascino, proprio nel centro di Gela, a quell'ora molto affollata per la presenza di numerose attività commerciali. A darsene di santa ragione 2 gruppi contrapposti di rumeni che hanno messo in scena una vera e propria guerriglia urbana con lancio di bottiglie e uso di bastoni, noncuranti delle tante persone che a quell'ora affollavano la via. Gli investigatori del commissariato della Polizia di Gela, coordinati dalla Procura della Repubblica, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e agli elementi raccolti nell'ambito di alcune perquisizioni domiciliari, sono riusciti a risalire per vendicarsi di una precedente aggressione avvenuta il giorno del 1° giugno in via Navarra Bresmes, zona anche centrale di Gela. Anche in quella circostanza la Polizia di Stato è riuscita a ricostruire nei particolari l'evento criminoso, scene di inaudita violenza, quelle immortalate dai sistemi di videosorveglianza, in particolare uno dei rissanti, dopo essere finito per terra privo di sensi a seguito di un calcio, veniva colpito ripetutamente alla testa con calci e pugni dall'avversario.
Alla luce di queste risultanze investigative, la Procura della Repubblica di Caltanissetta contestava il reato di tentato omicidio a uno dei cittadini rumeni che si sono resi responsabili delle aggressioni più violente, una tesi che è stata condivisa anche dal GIP, giudice per le indagini preliminari, stamani la conferenza stampa. E relativamente allo stupro di Palermo interviene al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione il ministro per la famiglia Roccella. Una legge non basta. Limitare il porno per i minori. Un disegno di legge esiste già in Parlamento per migliorare il sistema di violenza sessuale, ma servirebbe anche un intervento sul piano educativo. Sentiamo il ministro. Sullo stupro di Palermo interviene la ministra Roccella, una legge non basta, limitare i porno per i minori. La ministra per la famiglia ricorda che un disegno di legge è già in Parlamento per migliorare il sistema di prevenzione sui casi di violenza sessuale, ma servirebbe anche un intervento sul piano educativo. Una legge capace di evitare casi come quello dello stupro di gruppo di Palermo non è possibile, ammette la ministra per la famiglia Roccella, che a margine del meeting di Rimini ha commentato la vicenda che ha portato all'arresto di 6 ragazzi. Secondo la ministra, perché certe vicende accadono sempre meno, sarebbe indispensabile un intervento sull'educazione dei più giovani, ai quali secondo lei dovrebbe essere vietato l'accesso in qualche modo ai video pornografici. È chiaro, continua la ministra, che casi come quelli di Palermo non si esauriscono e non si possono risolvere solo con una legge, anche la migliore. Bisogna intervenire sul piano educativo e bisogna intervenire anche sulla fruizione del porno per i minori. Ma non si tratta di pene, il problema è il nostro DDL, perché il governo ha presentato un DDL che dovrebbe cominciare il suo iter adesso, alla ripresa dei lavori, parte dalla prevenzione, quindi dal problema di come interrompere il ciclo della violenza e quindi dal rafforzamento delle misure cautelari, dall'ammonimento all'arresto in flagranza differita, al braccialetto elettronico, tutte cose che ormai i centri, per esempio, i centri antiviolenza, eccetera, hanno chiesto da tempo. E poi soprattutto un intervento sui tempi, nel DDL c'è questo, c'è una tempistica stabilita per assumere, intanto per valutare il rischio e quindi per assumere le misure cautelari, che non possiamo aspettare 1 anno, 2 anni. Ricordo che l'Italia è stata condannata per questo più volte dalla Corte europea. Non possiamo aspettare 2 anni per allontanare l'uomo violento o per decidere per un braccialetto elettronico, quindi 30 giorni di tempo. Questo è veramente innovativo e io penso che questo DDL possa davvero aiutare a interrompere il ciclo della violenza e salvare vite umane. E l'assessore alla solidarietà sociale di Agrigento, Marco Bullo, annuncia che si possono presentare le domande per l'erogazione dei bonus nascita di 1.000 euro grazie proprio alla legge regionale 1023, il servizio. Si potranno presentare al comune di Agrigento le domande per l'erogazione del bonus nascita di 1.000 euro grazie alla legge regionale 1023, articolo 6. Una buona notizia per le famiglie agrigentine con bambini nati nel 2023. A comunicarlo direttamente è l'assessore ai servizi sociali Marco Bullo, che grazie appunto alla legge sopracitata e dopo aver espletato tutto l'iter è operativo il bonus nascita per l'erogazione di ben 1.000 euro. Per presentare le domande al comune di Agrigento 3 sono le date inderogabili. Entro il 15 settembre per i nati dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023, entro il 27 ottobre di quest'anno per i nati che vanno dal 1 luglio al 30 settembre 2023, entro il 26 gennaio 2024 per i nati che vanno dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023. È un'opportunità, afferma l'assessore Bullo, che sicuramente darà un piccolo contributo alle famiglie agrigentine che si trovano o si troveranno nella piacevole situazione di ristorare il proprio nascituro. Sentiamo ora l'intervento del Vescovo Don Damiano sul festival Questa terra è la mia terra, io la difendo per il diritto di restare, in svolgimento a Campobello di Licata.
Carissimi amici, seguo con vivo interesse l'iniziativa del Festival e l'intenzione di costituire il centro studi. Impegni pastorali presi precedentemente mi impediscono di partecipare agli appuntamenti di questi 2 giorni, ma volentieri vi raggiungo con questo videomessaggio per farvi sentire la mia vicinanza e manifestarvi tutto il mio appoggio, riservandomi di venirvi a trovare in uno dei prossimi eventi che organizzerete. La cultura della difesa della terra che vi impegnate a promuovere, oltre ad avere un valore antropologico e sociologico di evidente rilevanza, ha anche un sapore biblico e una portata profetica che brevemente vorrei richiamare per offrire un altro fondamento e un ulteriore motivo a quelli certamente validissimi che in queste giornate condividerete. Per la coscienza credente, la terra promessa costituisce un dono, ma anche un'opportunità. È il dono concreto di tutto ciò che serve per vivere, dallo spazio in cui dimorare alle norme che disciplinano la convivenza sociale, dai mezzi per la sussistenza alle capacità e alle condizioni per poterli utilizzare. Così il dono, che è per tutti e che mai può diventare possesso o prerogativa soltanto di alcuni, diventa opportunità, quella di mettersi in gioco e di darsi da fare, per riflettere nella creatività delle persone e nella vivacità dei gruppi, nella cooperazione delle parti sociali e nel servizio delle istituzioni. La stessa arte del creatore che fa dal nulla ogni cosa. Del resto, il primo comando che Dio dà all'umanità è proprio questo: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela e dominate. Provate a estendere il comando sulla fecondità e la moltiplicazione dal piano della semplice generazione fisica a quello dell'ingegno e della produttività, con cui possiamo ampliare le possibilità e migliorare la vivibilità dei nostri territori. Provate a pensare il comando di riempire la terra non come il via libera per andare a cercare altri posti con migliori attrattive, ma come l'impegno a rendere sempre più pieno di significato e di potenzialità quello in cui siamo nati. Provate a pensare il comando di soggiocare e dominare non come il permesso di qualsiasi forma di appropriazione, asservimento e sfruttamento delle risorse e, peggio, delle persone, ma come l'esercizio della stessa potenza creatrice di Dio, che è Dominus, Signore, in quanto apre la sua mano e sazia ogni vivente, come recita il Salmo. Camminare verso la terra promessa significa dare concretezza a tutto questo, sia che la terra si chiami Palestina, sia che si chiami Sicilia, sia che abbia al suo centro Gerusalemme e sia che graviti attorno ad Agrigento e si dia appuntamento a Campobello di Licata piuttosto che a Nazareth. Ma nella terra promessa si arriva sempre attraverso un esodo, un'uscita, che non possiamo intendere esclusivamente in senso geografico, ma anche comporta, prima di tutto, la disponibilità a pensare e agire in modo diverso, attraverso uno sforzo, tutt'altro che semplice, per lasciarsi alle spalle la schiavitù da certe abitudini e l'idolatria di certe pretese. E poi arriva sempre il momento di lasciarla, la terra promessa, perché arriva il tempo dell'esilio, ancora una volta non necessariamente da un luogo a un altro, ma da nuove abitudini che provocano nuove schiavitù e da nuove pretese che si trasformano in nuove idolatrie. Finalmente però nella terra promessa si ritorna ed è allora che vi si può abitare stabilmente, perché prove e difficoltà che non pensavamo di dover affrontare e di poter sopportare ci formano e ci rendono uomini e donne capaci di vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, come ci insegna ancora la Scrittura. Sono sicuro che nei 2 giorni del festival saprete declinare tutto questo nelle esperienze che vi racconterete e nelle idee che vi scambierete.
e perché il vostro incontro sia ancora più fruttuoso, vi mando la mia benedizione, insieme ai miei saluti, augurandovi buon lavoro. Pulizia straordinaria a Fontanelle, opera però che andava fatta molto prima in via Alessio di Giovanna. Sentiamo il servizio del collega Eugenio Cairone. Meglio tardi che mai, si potrebbe dire, vedendo gli operai a Fontanelle per un decespugliamento che comunque andava eseguito prima dell'inizio dell'estate, non a fine agosto. Tuttavia, come dicevamo, meglio tardi che mai, visto che a Fontanelle esiste il rischio di rimanere nelle condizioni di assoluta precarietà. Così si va avanti improvvisando, come nel nostro caso, senza una programmazione che eviterebbe, ad esempio, situazioni come quella di via Alessio di Giovanni, dove gli operai sono intervenuti per ripulire dalle erbacce strada e marciapiede, ma si sono dovuti fermare nella parte di spiazzale a causa delle auto parcheggiate, perché il comune, così come si usa fare nel resto del bel paese, si è dimenticato di imporre il divieto di sosta in previsione di questi lavori. Ecco l'improvvisazione che rende tutto difficile ad Agrigento. Non stiamo parlando di un caso isolato, quello che è successo in via Alessio di Giovanni con gli operai impossibilitati a lavorare per le auto parcheggiate, è un caso già visto proprio a Fontanelle. È così difficile per i competenti uffici comunali collocare un divieto di sosta per il tempo necessario. È così difficile, insomma, riuscire a far funzionare la macchina senza creare situazioni ridicole come quella della quale ci stiamo occupando. E a proposito di decespugliamento, a quanto pare, a Fontanelle la pulizia riguarderebbe solo le vie principali. Le traverse dovranno aspettare, magari l'arrivo dell'inverno, quando la vergogna sarà totale. Il cortometraggio Lila di Carlos Lascano vince il primo Siculiana Film Festival, premiato da una giuria popolare nel corso della serata che si è svolta ieri sera nella piazza del centro balneare agrigentino. È il cortometraggio Lila di Carlos Lascano il vincitore del premio Siculiana Film Festival che si è tenuto nella città degli sposi nell'ambito del cartellone di eventi dell'estate mediterranea. Il film è stato decretato vincitore da una giuria popolare presieduta dal collega Alan David Scifo, è stato preferito ad altri 4 corto. In concorso Ufriscu, Viola Franca, Le donne della Vucciria, La bellezza imperfetta. La direzione artistica del festival è stata curata da Beppe Manno, che ha selezionato la cinquina finale dei corsi presentati in una serata, evento che si è tenuto al Giardino del Santissimo Crocifisso a Siculiana, condotta da Alfonso Butticè, Giuseppe Mallia, con gli interventi musicali di Beniamino Scaglione. Il film vincitore ha ricevuto un tripudio di preferenze, racconta la storia di Lila, una ragazza che ha la capacità di cambiare la realtà con l'arte creativa del disegno in un mondo magico che emoziona e incanta. Nel cartellone degli eventi estivi, ricco di appuntamenti, non poteva ovviamente mancare il cinema, spiega sotto il fatto il sindaco di Siculiana Giuseppe Zambito. Il festival è stato un evento che ha proposto dei corti di autori molto apprezzato dal pubblico. Siculiana Film Festival è un'iniziativa destinata a crescere e siamo già al lavoro per la seconda edizione. Il cartellone degli eventi continuerà nei prossimi giorni con la serata di giovedì dedicata ad Agrigento Capitale della Cultura. In prima serata, ultimo appuntamento estivo di Autori nel Borgo. Alan Scifo converserà con lo scrittore Cateno Savatteri, letture di Ignazio Enrico Marchese. Il 26 agosto, la serata conclusiva del contest Vasami, il concorso sul bacio nella città degli sposi, che ha visto partecipare centinaia di persone. Il film Re minore conquista New York, presentato ieri nella splendida cornice, presente il regista siciliano Giuseppe Ferlito e il protagonista del film Gabriele Ferrandelli. Il servizio.
In uno scenario surreale, ieri sera a New York, nel giardino del prestigioso centro culturale italiano Casa Belvedere in Staten Island, di cui si gode un meraviglioso panorama sulla città di New York e sul vicino Ponte Verrazzano, che illuminato sembra un filo di perle in presenza di un volto e qualificato pubblico, è stato presentato il film Re minore dal regista siciliano Giuseppe Ferlito. La serata è iniziata con la presentazione del film da parte della direttrice del Centro Culturale Beatrice Alecci, a cui è seguito il saluto del presidente e fondatrice Gina Biancardi. Prima della proiezione la direttrice ha ringraziato Lucia Colletti per avere proposto la visione di Re minore e seguito poi un breve video di saluto, di ringraziamento e di presentazione del film da parte del regista Giuseppe Ferlito. Era presente alla proiezione il protagonista del film, Gabriele Ferrandelli, Mimì nel film e anche due altri personaggi, Fabrizio e il sindaco, rispettivamente Walter Nessola e Vito Ferrandelli. È stata un'esperienza, ha detto Gabriele Ferrandelli, protagonista del film meraviglioso e indimenticabile, in un incantevole scenario naturale. Abbiamo parlato di cultura italiana, di cinema e soprattutto della Sicilia, che è la vera protagonista del film, con i suoi tanti problemi e le numerose contraddizioni, ma piena di luce, suoni e splendidi paesaggi. Ringrazio di cuore a nome mio del regista Ferlito, dell'intero cast, il Re minore, Lucia Colletti, membro di Casa Belvedere, la direttrice Alecci e la presidente Biancardi per avermi dato la possibilità di essere presente in un contesto internazionale di grande rilevanza culturale. Il film ha riscontrato il consenso unanime del pubblico, che alla fine della proiezione gli ha tributato un lunghissimo e sentito applauso, e seguito poi da un dibattito con numerosi interventi del pubblico ai quali hanno risposto gli attori. Questo film è un viaggio a ritroso nella mia terra, sostiene il regista Giuseppe Ferlito, luogo di contraddizioni, di sentimenti e di forti contrasti, la doppia anima della Sicilia, quella che guarda al futuro, giovane, moderna e innovativa, e quella che resiste e non vuole cambiare, ancorata alle tradizioni e ai vecchi costumi. Ringrazio tutti per questa bellissima iniziativa, principalmente la direttrice Beatrice Alecci, la presidente Gina Biancardi e Lucia Colletti. Grazie a tutti, spero il mio film vi piaccia, quindi buona visione. Caro Libri, un problema che le famiglie dovranno affrontare in vista del prossimo inizio dell'anno scolastico. Brutte notizie per i consumatori siciliani a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico 2023-24. L'inflazione colpisce duro anche sui libri e sul corredo scolastico, con costi in crescita per le famiglie. A crescere rispetto al 2022 sono soprattutto i prezzi dei libri per il biennio delle scuole secondarie di secondo grado, licei ma anche istituti tecnici professionali e artistici. Crescono anche i prezzi dei libri per le scuole secondarie di primo grado. Le scuole palermitane, ad esempio, hanno fatto scelte particolarmente costose in quanto a libri di testo obbligatori, ma scelte simili ci vengono segnalate anche nelle altre province. A queste spese inoltre vanno aggiunte quelle non di meno in crescita per zaino, astuccio, penne, matite, pennarelli, quaderni e quadernoni e tutto il resto del corredo scolastico necessario agli alunni. Tutto materiale che, secondo quanto rilevato sul campo, cioè in cartoleria e al supermercato, da Federconsumatori quest'anno costa il 6,26% in più, con picchi di più 18% su alcuni articoli come i diari ispirati ai personaggi dei cartoni. Purtroppo anche quest'anno registriamo aumenti, anche a doppia cifra, nei prezzi dei libri e del corredo scolastico, commenta il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa, e si tratta di aumenti veramente difficili da digerire perché riguardano il diritto-dovere allo studio dei nostri bambini e ragazzi. Per fortuna, almeno per quanto riguarda il corredo scolastico, le famiglie hanno la possibilità di scegliere cosa comprare. Il primo consiglio di Federconsumatori Sicilia è quello di spendere di più solo sulle cose più importanti, come uno zaino di qualità che protegge la salute della schiena dei bambini e dei ragazzi. Il secondo consiglio di Federconsumatori Sicilia è quello di considerare il fatto che non sempre un prodotto di marca è migliore di uno anonimo. Molte volte il produttore è persino lo stesso, come si può dedurre confrontando le etichette.
Secondo Federconsumatori Sicilia, gli istituti scolastici dovrebbero fare più attenzione possibile nella scelta dei libri di testo, con un occhio anche al prezzo di copertina. Dovrebbero anche cercare di cambiare meno spesso possibile i testi, in modo da permettere alle famiglie con più figli di passare i testi da un figlio all'altro. La linea alla regia per gli spot pubblicitari. Marimoto è il nuovo giocatore dell'Acragas, è già ad Agrigento, pronto per i primi allenamenti in vista della partita di domenica per i preliminari di Coppa Italia con la nuova Egea. Sentiamo in merito il servizio di Carmelo Lentini. Finalmente, dopo un'attesa di diverse settimane, è arrivato ad Agrigento e si è messo a disposizione del tecnico Marco Coppa il centrocampista giapponese Morimoto. A riceverlo dallo Stadio Seneto la dirigenza cragantina con in testa il patrono Giuseppe Deni e chiaramente i vecchi compagni come Yama e quelli nuovi, ma sentiamo le prime impressioni espresse dal nuovo calciatore dell'Acragas. Morimoto, benvenuto ad Agrigento. Grazie. Raccontaci subito le tue emozioni. Appena arrivato all'aeroporto di Catania ho sentito una sensazione che tornato a casa. Sono molto felice di stare qui. Bella, sempre bella cosa. Sì. Perché hai scelto l'Acragas? No, parlavamo sempre con Spolli, Nicola Spolli, e rappresentato una squadra qui a Acragas. Io ho detto che ok, io vengo. Poi iniziato subito così e sono diventato giocatore di Acragas. Come stai fisicamente? Bene, tutto bene, sì. Sei in forma? Sì. Pronto a dare il tuo contributo all'Acragas? Sì, sì. Hai trovato un po' di amici qua? Sì. C'è anche Cristian Jama. Sì. Questo è stato importante per te? Sì, sicuramente sì. Cristian Jama che ha giocato insieme a Catania, anche secondo allenatore di Samuele Costanzo, ha giocato insieme alla primavera di Catania. Sono contento di vederci di nuovo e sono contento di lavorare insieme. Che ricordi hai del Catania, dei tifosi catanesi, il gol più bello che hai fatto con la maglia del Catania? Primo gol di Serie A contro l'Atalanta, sì, quello sì. E del Catania Calcio che ricordi hai? Del club? Il club è sempre per me una squadra grande, per me squadra di cuore, quello sì. Ricordi il calore dei tifosi rossazzurri? È appassionato, molto emozionante, mi ha aiutato molto, mi ricordo molto bene. Adesso qui all'Acragas quali sono i tuoi obiettivi? Sicuramente facciamo salvezza, no? Il primo obiettivo è salvezza, quindi per salvare la squadra e voglio fare bene per la squadra. Tu hai avuto tanti soprannomi durante la tua carriera, a quale sei maggiormente legato come soprannome? Mi chiamo Maremoto, mi chiamavano tutti i catanesi, sì. Ai tifosi dell'Acragas cosa vuoi dire? Sono contento di giocare con questa squadra. Mi chiederò un aiuto per spingere a me e Acragas, squadra, tutta la squadra. Maglia numero 10 per te? Hai scelto la 10? No, 10. Questo è solo allenamento. No. Senti, che cosa puoi dare in questo campionato di Serie D? È tutto sommato una novità per te. Che cosa puoi dare? Cosa puoi dare? No. Non è facile giocare anche Serie D. Lo so che questo. Prepariamo bene per ogni partita.
Voglio fare sempre bene. Cosa pensi della nazionale di calcio del Giappone? Manca un attaccante come Morimoto? No, ci sono più forti di me, ci sono molto. Quindi andiamo con un saluto ai tifosi dell'Akragas. Ciao, piacere, sono Morimoto, mi chiamate Taka. Faccio il massimo per questa squadra. Ho bisogno di spingere la squadra e a me. Grazie. E le squadre di calcio agrigentine si stanno preparando per l'avvio dei nuovi campionati e prossimamente anche per la presentazione del proprio staff e dei propri giocatori. Intanto si avvicina a grandi passi il prossimo impegno di Coppa Italia tra Akragas e 9Gea Virtus e la società ha diramato il via alla prevendita. Infatti comunica che da questo mercoledì 23 agosto è iniziata la prevendita dei biglietti per assistere alla gara, che ricordiamo è in programma domenica 27 agosto alle ore 16 presso lo Stadio Assento di Agrigento ed è valevole per il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. E i biglietti potranno essere acquistati presso la segreteria dello stadio Esseneto e avranno un costo di 15 euro per la tribuna centrale, quella VIP 20, la curva 7 euro, mentre per il settore ospiti il prezzo è di 10 euro, le donne pagheranno 5, mentre le donne in tribuna 10. I bambini sino ai 12 anni entreranno gratis. Il botteghino domenica prossima sarà aperto a partire dalle ore 11. Inoltre, il tagliando, comunica sempre la società, potrà essere acquistato in qualsiasi momento, tutti i giorni, anche domenica, fino all'inizio della partita, collegandosi online sul sito Viva Ticket. Intanto è arrivato il tempo delle presentazioni delle squadre di calcio ai propri tifosi. Ha iniziato il Licata a Palazzo di Città con la presenza dei calciatori, staff e società e con a capo i patron Massimino e Di Benedetto che sono stati ricevuti dal sindaco Angelo Balsamo e dalla giunta. Prossimamente squadra e staff incontreranno i tifosi per far conoscere i futuri protagonisti della prossima stagione. Venerdì prossimo, 25 agosto, sarà invece la volta dell'Akragas. Appuntamento con i tifosi a partire dalle ore 18:30. Grande entusiasmo nel centro storico di Sciacqua invece per la presentazione ufficiale dell'Unitas, la squadra che parteciperà al prossimo campionato d'eccellenza e che farà il suo esordio stagionale il 27 agosto a Castelvetrano contro la Folgore per il primo turno di Coppa Italia di categoria. Durante la serata condotta dal collega Giuseppe Reca sono stati presentati tutti i calciatori che compongono la rosa, quasi del tutto rinnovata rispetto alla scorsa stagione sportiva. Gli organi societari e l'organizzazione generale già in piena attività oramai da circa 2 mesi. Per quanto riguarda il Canicattì, ieri pomeriggio ha effettuato un galoppo congiunto con l'Empedoclina allo stadio Collura di Porto Empedocle con la presenza di parecchi tifosi sugli spalti. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.